Amici, buongiorno, consueta rassegna stampa di oggi, mercoledì 27 gennaio 2021. Andiamo subito alle notizie, con un occhio particolare oggi alle notizie razionali. Dal Gazzettino in particolare, prima pagina, il conto terzo non decolla, l'amarezza dell'ex premier. Mi avevano garantito che se mi fossi dimesso avrei avuto i voti. Invece mancano i numeri, prove di apertura Renzi, ma sale l'ipotesi di nuovo esecutivo politico. Emergenza nord-est, sanitari in straordinario e cupola forzati, da lunedì ripartono le visite sospese. Vedete infatti che nel grafico la situazione degli ospedali, l'andamento ricoveri da inizio pandemia cominciano fortunatamente a scendere, e questo è un fatto decisamente importante. Venezia, la città fantasma. Dopo l'acqua granda del novembre 2019, la pandemia, piazza San Marco deserta, sotto le procuratie vecchie resistono solo 2 negozi, chiusi tutti i bar. L'azienda dei trasporti lamenta perdite per 85 milioni di euro. Le categorie chiedono contributi per sopravvivere e si avvicina l'anniversario della fondazione dopo 1600 anni e ci si interroga sul futuro. E quindi andiamo nelle notizie del Polesine. Prima pagina del Gazzettino di Rovigo. Purtroppo c'è questa notizia: stroncato dal male a 45 anni, addio al guerriero. A 45 anni si è spento Zevillo Moratelli, lottatore contro la distrofia muscolare. L'uomo era molto attivo nel volontariato e ottimo giocatore di basket in carrozzina. Coronavirus, l'economia, dopo le mense sia il passaporto per i ristoranti. La possibilità di aprire per chi lavora ha dato respiro ai locali chiusi in crisi. Meneghini dell'Ascom, pur a capienza ridotta, tanti ristoranti hanno potuto riprendere. Allora cosa vuol dire? Che ci sono delle regole per le quali i ristoranti, facendo mensa aziendale, possono riaprire. E le regole sono queste: servizi applicabili per ristoranti, pizzeria, bar, pub e trattorie. Importante, non serve il codice Ateco 56.29 per mense e catering. Non è obbligatoria, ma in ogni caso consigliata, la comunicazione al comune. È necessario stipulare un contratto di mensa aziendale. Il pagamento con ticket restaurant non equivale ad un contratto. Bisogna definire un elenco dei lavoratori dipendenti beneficiari, stabilire gli orari dei turni di mensa. Non ci possono essere persone in attesa all'interno o all'esterno. Importante, ci sarà un'applicazione al 4% invece che al 10% per l'IVA, e sono esclusi dal servizio i clienti liberi professionisti. E questo in ogni caso è più o meno una buona notizia. Bollettino dell'epidemia: da settembre 161 decessi nelle case di riposo. Purtroppo le case di riposo sono state le più colpite, e questo lo sappiamo anche a livello mondiale, che gli over 80 sono le persone più fragili, e quindi auspichiamo che quanto prima vengano fatti i vaccini per questa categoria di persone. Visto che oggi è il 27 gennaio, giorno della memoria, è stata conferita la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, questo da parte del comune di Rovigo. Sappiamo che una uguale iniziativa è stata promossa anche dal comune di Adria. La notizia di cronaca nera: lo ammazza e poi tenta il suicidio. Questo è successo a Polesella. 2 coniugi, la signora ammazza appunto il marito e poi tenta il suicidio. Le urla tra i 2 coniugi hanno fatto scattare l'allarme. La donna, trovata priva di sensi nell'auto col motore acceso. Sul corpo dell'uomo diverse coltellate, ma l'arma del delitto non è stata trovata. Le liti tra i 2 erano frequenti. Portotolle, mensa scolastica completata con i tavoli donati dall'Enel. Sappiamo che questa è un'opera importante e decisamente necessaria per la comunità di Portotolle. È una notizia di sport che coinvolge il Delta Portotolle. 7° rinvio per il Covid. Cosa succede al Delta? 5 sono state le partite rinviate sulla richiesta della squadra, ma non giocherà neanche domenica contro l'Arzignano. I biancazzurri non scendono in campo dal derby con l'Adriese prima di Natale. Un'altra notizia di sport importantissima: c'è una ragazza che si chiama Miriam Tare Bergamo, 16 anni, rodigina, che è una promessa dell'atletica leggera italiana in forza all'Assi Industria Sport. È riuscita a lanciare il disco a 42,23 metri, che vale appunto l'entrata agli europei. Vediamo la foto di Miriam e gli facciamo naturalmente i complimenti, anche perché a 16 anni riesce a raggiungere questi risultati. La Voce di Rovigo ricorda che oggi è appunto il 27 gennaio, giornata della memoria.
C'è questa bellissima frase di Primo Levi: se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate, anche le nostre. Finiamo con una notizia di Taglio di Po. Oggi c'è la solenne processione in maniera quasi virtuale della Madonna del Vaiolo, 135esima ricorrenza, sentitissima da parte dei tagliolesi. Noi seguiremo in streaming tutta la processione dalle ore 15. Questo è tutto da Leandro Maggi, da questa rassegna stampa offerta da Promozione Italia e Made in Polesine. È tutto e come sempre è un piacere stare con voi. Ciao ciao!